Amici sportivi, la più cordiale buonasera e ben arrivati alla nuova puntata di Breaking News. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi il direttore generale del Montecchio Maggiore, Gianluca Biagio, che salutiamo. Ciao Gianluca. Ciao Germano, grazie per l'invito. Grazie a te. Periodo di sosta, quindi momento di fare un po' le prime analisi. Io direi, Gianluca, visto che siamo al Giro di Boa, si è concluso lo scorso 19 dicembre il girone d'andata del campionato di eccellenza. Quindi questo Montecchio, secondo in classifica, come giudichi questa prima parte di stagione? Penso che ovviamente la prima parte di stagione la giudico senza alcun dubbio molto molto positiva, insomma, ecco. Se guardiamo gli altri gironi saremo primi in classifica, quindi penso che il percorso svolto finora sia assolutamente soddisfacente, insomma, ecco. Bene, ricordiamo per quanto riguarda alcuni dati del Montecchio Maggiore, ricordiamo seconda posizione in classifica, 32 punti, frutto 10 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, 31 gol fatti, secondo attacco e 9 gol subiti, miglior difesa. Miglior capocannoniere Matteo Casarotto con 14 gol. Tutto questo, se te l'avessero detto a agosto? Diciamo che sono bei numeri, Germano. Ecco, se me l'avessero detto ad agosto sarei stato sicuramente contento. I numeri sono positivi, sono molto positivi e più che essere, ci speravo, diciamo, su questi numeri, ecco. Però sono fiducioso, siamo fiduciosi come società della Rosa che abbiamo messo, che abbiamo allestito, e quindi erano numeri che auspicavamo. Bene, spostiamoci per un momento, Gianluca, dalla parte, diciamo, agonistica e di gioco alla parte un po' amministrativo-sanitaria. È uscito nei giorni scorsi il nuovo protocollo della Return of Play, ovvero la possibilità dei giocatori di rientrare in campo dopo il Covid con un aggiornamento del protocollo. Come lo ritieni questo aggiornamento di protocollo? Io ho letto il protocollo che è uscito nei giorni scorsi e onestamente ce l'aspettavamo, auspicavamo che uscisse un protocollo aggiornato, ecco, più che altro per accorciare i tempi di ritorno degli atleti all'attività agonistica, insomma, sempre nel rispetto della salute degli atleti stessi. Bene, torniamo quindi al calcio giocato e quindi ti chiedo qual è stata la vittoria, il gol più bello o comunque la vittoria che ti è più rimasta nel cuore in questa prima parte del campionato? Le vittorie sono tutte belle e non è facile scegliere. Certo che se uno guarda la vittoria contro il Montorio a tempo scaduto, oppure la vittoria contro lo Schio sempre a tempo scaduto, ecco, quelle danno delle emozioni ancora più forti, se vogliamo, ecco. Vittorie oltretutto ottenute in maniera assolutamente meritata, insomma. La squadra ha dimostrato di lottare fino alla fine e crederci. Ecco, infatti io vorrei proprio toccare questo punto qui, Gianluca, il Montecchio, ho visto proprio quest'anno la capacità di soffrire fino all'ultimo, di non darsi per vinto. Tu hai citato le due partite, sia quella con il Montorio sia quella contro lo Schio, ma non dimentichiamo anche la partita contro il Cornedo, che in 10 contro 11 nel secondo tempo dal primo minuto è riuscito a vincere 3-0, quindi un gruppo veramente di ragazzi che, come si suol dire, ci credono fino alla fine. Sì, assolutamente Germano. Il gruppo ha dimostrato in più occasioni di volere la vittoria, di credersi fino alla fine e come si dice in gergo ha buttato il cuore oltre l'ostacolo. Ecco, sembravano partite un po' segnate, diciamo, invece ci hanno creduto fino all'ultimo. Ecco. Bene, diamo un'occhiata adesso al mercato di dicembre. Hai voluto, tra virgolette, hai voluto te ovviamente con la proprietà, dare un'ulteriore forza, un ulteriore segnale alla squadra con l'innesto di alcuni giocatori e la conferma in toto della rosa. Diciamo che
come anticipato te, queste decisioni partono sempre dall'alto. Ecco, nella fattispecie partono nella figura del nostro presidente, di Mattia Leardi. Noi siamo assolutamente soddisfatti della rosa che abbiamo, però abbiamo voluto proprio integrarla con alcuni elementi proprio in funzione di una stagione che potrebbe prospettarsi più lunga. Ecco. Quindi, Bene, diamo uno sguardo adesso. sì. Scusa Gianluca, finisci pure. No, massima fiducia nei giocatori, nella rosa, l'ha detto il presidente in persona ai giocatori, massima fiducia nei giocatori che abbiamo, però abbiamo avvertito la necessità di inserire qualche elemento di valore che potrà sicuramente darci una mano, insomma. Ecco. Diamo un'occhiata anche per quanto riguarda l'inserimento e la valorizzazione dei giovani del vivaio in prima squadra. Come ritieni questo inserimento dei ragazzi quest'anno nella prima squadra dei giovani del vivaio? Beh, diciamo che qualche giorno fa è uscita la classifica del progetto giovani e Montecchio è una posizione assolutamente buona. Tanto per fare degli esempi, abbiamo giocato partite importanti come i quarti di Coppa con il Bassano o la semifinale contro il Giorgione con un numero di fuori quota superiore a quello previsto dal regolamento. Insomma, ecco, Montecchio ha sempre dimostrato di credere molto nei giovani e l'ha dimostrato con i fatti. Bene, diamo un'occhiata anche al settore giovanile, come sono messe le squadre, dove troviamo formazione juniores elite al secondo posto, gli allievi elite al primo posto, allievi sperimentali al secondo posto, giovanissimi elite e sperimentali entrambi a metà classifica. Come ritieni anche l'andamento del settore giovanile? Beh, i numeri sono assolutamente soddisfacenti, sia la proprietà e anche il sottoscritto seguiamo molto il settore giovanile, tu lo saprai perché ci leggi anche nelle varie chat, noi siamo in perenne contatto la domenica mattina con il nostro responsabile del settore giovanile per ragionamento sui risultati e quant'altro, insomma. Ecco. Io penso che il percorso svolto fin qua tra le nostre squadre sia molto molto buono, insomma. Bene, facciamo un passo indietro, ovvero torniamo ad agosto, Gianluca, e parliamo dell'esperienza del ritiro precampionato a Fondo di Trento. Com'è stata secondo te l'esperienza e quanto è stata importante e per quali motivi? Guarda, l'idea del ritiro è partita da Mattia Leardi, dal presidente. È partita durante uno dei primi incontri con il mister. Secondo lui era molto molto importante effettuare questo ritiro proprio per aiutare il gruppo a conoscersi meglio, a cementare l'unione fra tutti i giocatori e diciamo che la scelta è stata azzeccata. In sostanza il ritiro è stato fondamentale, ecco, per il proseguo del campionato. Anche perché ricordiamo che la rosa era stata comunque rinnovata, staff tecnico praticamente completamente nuovo tranne che il preparatore dei portieri Leopoldo Nogara, e quindi anche a mio avviso, ecco, Gianluca, è stata veramente un'esperienza molto bella. Qui stiamo mettendo in sovraimpressione alcune L'esperienza è stata molto molto bella, il presidente è venuto giù con la famiglia, ha partecipato a tutto il ritiro, è stato vicino alla squadra, quindi è stata tanto ha aiutato molto a lavorare per il mister con temperature diciamo miti, diciamo che giù da noi c'era un caldo importante, ecco, e poi veramente i momenti di aggregazione tra la squadra dove si è fatto gruppo sono stati veramente molto, molto belli, ecco. Bene, allora parliamo adesso del discorso, Gianluca, del blocco dei campionati. Ricordiamo che per quanto riguarda il campionato di eccellenza, la finale di Coppa è stata rinviata al 23 di gennaio, quindi domenica 23, mentre per quanto riguarda il campionato, blocco e ripresa al 29 di gennaio. Come ritieni questa decisione da parte del comitato regionale? Che giudizio dai secondo te? Beh, il blocco dei campionati lo ritengo inevitabile proprio alla luce dei dati sui contagi che quotidianamente vengono purtroppo pubblicati.
Penso e spero che basti, ecco, se i contagi continuano a rimanere su questi livelli, potrebbe anche esserci un ulteriore prolungamento, secondo il mio punto di vista. Ecco. Bene, torniamo un po' al calcio giocato, ovvero ai movimenti di mercato. Abbiamo visto che durante il periodo della finestra di dicembre molte squadre sono intervenute nel mercato, chi più chi meno. Che tipo, alla luce di questi interventi, che tipo di girone di ritorno ti aspetti? Beh, generalmente i gironi di ritorno sono un po' più complicati rispetto ai gironi di andata, proprio perché i punti diventano pesanti. Quindi già il nostro campionato è un campionato difficile, un campionato dove è difficile far punti contro tutte le squadre. A maggior ragione nel girone di ritorno sarà ancora più dura. Ecco. Forse l'unica cosa è che quest'anno non ci saranno i play-off e i play-out, diciamo, per le squadre che arrivano dal terzo posto in giù e quindi lì potrebbe esserci qualche squadra che magari si adagia un attimo, ecco. Però generalmente il girone di ritorno sarà sicuramente più difficile di quello d'andata. Bene, parliamo adesso della società Montecchio Maggiore e dell'organizzazione. Tu da qualche mese ti ritrovi a ricoprire il doppio ruolo di direttore generale e ad interim di direttore sportivo o viceversa, insomma, ecco come preferisci. Come ti trovi nel nuovo ruolo e il perché è stato scelto il fatto di introdurre la figura anche di direttore generale oltre a quella di direttore sportivo? Ma diciamo che fondamentalmente Montecchio è una società grande, tanto per darti dei numeri, è composto da oltre 200 atleti, oltre 30 allenatori, abbiamo 5 pulmini, anzi per la precisione, che girano e quindi la gestione non è semplice. Ecco. Io, tra virgolette, affianco Mattia e quindi sono, in parole povere, il primo referente, diciamo, della società del presidente. Ecco, tutto qua. Mi occupo, oltre che della campagna acquisti, anche di altre dinamiche, sempre nel massimo rispetto dei ruoli. Insomma, poi le decisioni finali vengono sempre prese dall'alto, è ovvio, come è giusto che sia. Bene, allora parliamo per quanto riguarda adesso la proprietà, ricordiamo familiariati con il patrono romano che nel 1988 ha guidato la società Montecchio e poi negli ultimi anni è affiancato da Mattia che è diventato presidente. Quindi una famiglia Leardi. Spiegaci un attimino i tuoi rapporti con patrono Romano e con il presidente Mattia. Ora, partiamo da Romano. Con signor Romano Leardi io ho un rapporto, lo conosco ormai da 20 anni, è sempre stato un rapporto basato sulla stima e sulla fiducia. Io avverto proprio questo da parte di Romano, insomma, del signor Romano, insomma, ecco. Il presidente, oltretutto onorario ormai, Romano, si interessa sempre, è molto molto vicino alla squadra, è sempre informato, ci sentiamo anche telefonicamente, è sempre informato sull'evolversi della situazione. Quindi la sua presenza è ancora oggi costante e assidua. Per quanto riguarda Mattia, con Mattia il rapporto, vabbè, abbiamo un rapporto anche di amicizia, penso ormai, quindi il rapporto è ottimo e apprezzo molto lui, sono onesto, il rispetto dei ruoli, coinvolgermi in tutte le situazioni, insomma, è un rapporto dal mio punto di vista importante che si sta evolvendo molto molto bene, insomma. Tutto qua. Bene, parliamo dello staff tecnico. Come avevamo anticipato prima, staff tecnico quasi di fatto interamente rinnovato. Sono arrivati mister Federico Coppola, promosso dal settore giovanile, Riccardo Fissori in qualità di vice allenatore, Jacopo Lazzarin come preparatore atletico, mentre è rimasto Leopoldo Nogar, preparatore di portieri. Come giudichi l'operato finora dello staff e come ti trovi? Ma penso che i risultati parlino da soli, Germano. Ecco. Il mio giudizio è sicuramente molto molto positivo e, se devo essere onesto, è andato anche oltre le ben più rosee aspettative. Ecco. E quindi, se devo dare
tracciare un bilancio, diciamo, ad oggi, parlo sicuramente di un bilancio molto molto positivo, insomma, siamo assolutamente soddisfatti delle scelte che sono state fatte, insomma. Bene, adesso Gianluca facciamo un flash anche su di te, perché adesso abbiamo toccato squadra, abbiamo toccato organizzazione e tutto. Allora, conosciamo un attimino meglio Gianluca Biasio come giocatore. Raccontaci un po', insomma, ecco, la tua carriera da portiere, come si è sviluppata. Beh, io ho iniziato a giocare in un paese vicino al mio, si chiama Montagnana. Ho avuto la fortuna di debuttare in prima squadra molto molto giovane, in una squadra molto molto forte, e di vincere subito il campionato. Avevo 16 anni all'epoca, insomma. Poi sono passato all'Ellendina Rese, dove anche lì ho avuto la fortuna di far parte di una società importante, di un progetto importante, quindi abbiamo scalato tutte le categorie, siamo partiti dalla seconda categoria e siamo arrivati fino al campionato interregionale. Poi ho giocato in altre piazze, non so, tanto per nominarne alcune, Nova Gens, Soave, Monselice, insomma. Ma ti passami la battuta. San Paolo, Passami la battuta, Gianluca. Io nella scheda che vedi ne ho citate alcune perché non mi stava più nella presentazione, quindi ho detto lascio a te dopo dire le altre squadre dove hai giocato, insomma, dai. Ecco, sì. Poi Germano, se ti ricordi, hai avuto anche l'occasione di arbitrarmi in qualche partita, insomma. Sì, sì, allora là, esatto. Ci conosciamo già da poco. Una puntata ad hoc, qualche cappello in più da parte di entrambi, però diciamo che ci siamo divertiti anche assolutamente sì, assolutamente sì. E anche là, come ripeto, quando c'è il rispetto dei ruoli, il rispetto di tutto, insomma, ecco, si vede che anche pur avendo ruoli diversi, tu come giocatore, io come arbitro, l'amicizia è sempre rimasta e quindi è la cosa, penso, più importante alla base di tutti i rapporti, quando c'è la stima e il rispetto dei ruoli. Io mi ricordo la prima partita, siccome avevo che mi ha arbitrato, avevo un carattere un po' focoso, diciamo, ecco che mi hai subito detto Gianluca, calmo, mi sono calmato e non c'è stato nessun problema, ecco. Esatto. Allora, parliamo adesso invece di Gianluca Biasio, un po' il tuo iter, la tua carriera come dirigente, quindi una volta appeso le scarpette al chiodo, appunto l'iter dirigenziale dove ti ha visto appunto presente. Senza dilungarmi tanto, ripercorro gli ultimi anni dove sono stato a Castelbaldo Masi e anche lì siamo riusciti ad arrivare in eccellenza. Poi nel campionato di eccellenza eravamo in una posizione di classifica a mio avviso buona e poi c'è stato lo stop per il Covid. Poi sono passato all'Arcella dove purtroppo il Covid anche lì ci ha fermato e nel frattempo sono passato a Montecchio dopo la chiamata di Mattia, insomma. Ecco. Bene, allora ti faccio l'ultima domanda, Gianluca, un messaggio che ti senti di dire a squadra, tifosi, staff e dirigenti del Montecchio Maggiore per questo 2022? La squadra c'è poco da dire. Se posso li ringrazio, nel senso per quello che hanno fatto fino ad oggi, per l'attaccamento dimostrato alla maglia. Alla società non va altro che fare i ringraziamenti per averci messo nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile e i tifosi di continuare a venire allo stadio numerosi. Vedo che domenica dopo domenica il numero dei presenti è sempre maggiore, insomma, queste sono cose che fanno molto molto piacere. Bene, infatti, ecco Gianluca, anch'io noto quello che hai detto te, anche sta migliorando appunto l'affiatamento e l'attaccamento da parte dei tifosi e tutto, sia con la presenza allo stadio, sia anche con la partecipazione, la visualizzazione, insomma, ecco, dei post che mettiamo sui vari social. Ricordiamo, ecco Gianluca, la finale il domenica 23 gennaio, confermato lo stadio ad Oro, finale di Coppa Italia tra Montecchio Maggiore e Porto Mansuè. Io direi Gianluca che con questo possiamo concludere la puntata. Io ti ringrazio per la disponibilità e per l'interazione che abbiamo avuto, insomma, ecco, quindi e speriamo, come dico sempre, di vederci sui campi per appunto parlare di calcio giocato. Grazie ancora e buona serata Gianluca. Grazie Germano, grazie mille, buona serata a te. Ciao Germano.